in carcere si muore, si continua a morire. Secondo i dati di Ristretti Orizzonti, soltanto in questi primi 6 mesi del 2014 sono 73 i morti negli istituti di pena. Se consideriamo dal 2000 a oggi, in questi 14 anni, sono oltre 2300 i morti nelle carceri italiane, quindi una scia di morte senza fine e un nodo che va assolutamente affrontato. Questione strettamente connessa a quella delle morti in carcere è la questione del diritto alla salute in carcere, le cure negate. C'è un dato, un allarme lanciato dalla Società Italiana di Medicina Penitenziaria che ci dice che in cella contraggono malattie il 60-80% dei detenuti, quindi c'è un problema di cure che non vengono fornite in carcere, ma c'è un problema ulteriore che è quello delle malattie che vengono contratte in carcere. Parliamo di luoghi in cui il 30% delle persone sono tossicodipendenti e non ricevono cure adeguate. Non dovrebbero trovarsi in quegli istituti le persone tossicodipendenti, ma dovrebbero trovarsi in istituti, in luoghi dove possono ricevere delle cure. Abbiamo un'altissima percentuale di persone con disturbi di tipo mentale, di tipo psichiatrico, e poi tutta una serie di malattie anche infettive, epatite C, epatite B, HIV, tubercolosi, quindi anche malattie che all'esterno sono assenti, ma dentro quelle 4 mura, in quell'ambiente insalubre invece si proliferano e si riproducono.